Con la legge Covid-19 pon venir sostenidas personas ed interpresas che han pertucciadas dalla pandemia. Il Parlamento ha adattato la legge pliras giadas en il decurs della pandemia. Tranterautere l'extendì ils agits finanzials e las basas legalas per il certificat Covid. Conter las adattazions dal mars 2025 esi vegni fac in referendum. Per ils adversaris è la midada della legge non necessaria ed extrema. Da cesa tracti in dettagli. Il Cercladur 2025 avain nus votà suenter in referendum per l'imprima giada davart la legge Covid-19. In quest connex sa tractavi di un pacchetto economic complessiv. 60% delle votantes e dels votants han acceptat quel. Il svilup della crisi ha però mussà chi dovra ulteriors agits finanzials. Per via da quai ha il Parlament extendì ils agits finanzials sin pertucciats che nan fin ussa bec pudi venir sostegnits. Pia sin interpresas, sin personas con activitats de gudogna independenta, sin personas che lavuran sin il camp cultural, sin organisaturs, sin clubs de sport o sin canortas. Ultra dels ulteriors agits finanzials ha il Parlament erst fi las basas legalas per in certificat Covid renconosci internazionalmein. Il certificat documentescha ci che guarì, ci che ha in test negativ o ci che vaccinà. El facilitescha per esempio da far viadis e da s'attrategnaire all'exterior o el possibilitescha occurrenzas pli grondas. Plin avanti la Confederazione Survenile incumbenza da garantire in contact tracing nazionale e da promuovere tests da Covid. In amidada dati per la quarantina. Personas vaccinadas e personas guaridas non ston bec pli ir in quarantina suenter che las hangi contact con una persona con un test positiv. La finale vegni il Consiglio federale obbliga ad integrar pli ficils cantuns en sia politica da crisa. Ed al stottegnair las restricziuns per via della pandemia scemiaivlas e curtas sco pussaivel. En cas din na alla legge venissen las adattaziuns abolidas per ils 19 de mars 2022, quai per tuchas ils agits finanzials supplementars ma il certificat Covid, quel na pudes bec pli venir dovrà. Per ils comités da referendum è la revisione della legge memia severa ed extrema e maina ad una spartizione dalla Svizzera. Las prescripzions da quarantina severas venissen a valair mopli per las personas bec vaccinadas. Il medem moment duessen las restriczions venir abolidas per las personas vaccinadas. Quai c'agionassin a discriminaziun ed in sforz indirect da se lasciar vaccinar. Senza un certificat Covid ne pudessen umans sauns bec plisa participare alla vita sociale ed economica, quai fis malgist. Con il Contact Tracing National stuesse il Consiglio federale introducir la sorveglianza digitale completa de tutte le burgaisas ed ils burgais. Oltre da quai survenisse il Consiglio federale la controlla de tutta la vita delle burgaisas ed dels burgais. Per combattere la crisi sai la midada della legge Covid-19 necessaria, di il Consiglio federale ed il Parlamento. In na periclites la superazione della crisi. Din sforz da se lasciar vaccinar na possia bec venir discurri. Il certificat Covid detia per las personas guaridas e per las personas testadas. El facilitescia il viaggiar, impedescia scumons d'occurrenzas o novas seradas. Per combattere la pandemia saia quai central da sviluppar vinavant continuadamain il contact tracing. Con extender ils programs dels agits finanzials rivian ils pertucciats meglier tras la crisa. Interpresas ed organisaturs survegnan ina segirezza da planizaziun. Per quests motivs recomandan il Consiglio federale ed il Parlament d'acceptar la midada dels 19 de mars 2025 dalla legge Covid-19.